Allora, siamo con Mauro Zini, questa non ti saresti mai aspettato che ti intervistavo qui sul Palalido in A1, va bene? Un po' per i nostri trascorsi da giocatore del tuo dirigente, lo ricordo, perché sono anziano anch'io. Mauro, è un finale di stagione che ha visto Montebello arrivare decimo, è quello che ti aspettavi di più? Oddio, tengo il risultato della regular season, quindi mi sento di dire che siamo arrivati ottavi e il Valdagno settimo, che è più bello per tutti. Quindi noi abbiamo fatto un percorso molto molto positivo quest'anno. Dagli addetti ai lavori nessuno si sarebbe aspettato la nostra posizione, ma oltre alla nostra posizione anche il gioco che abbiamo espresso, abbiamo fatto divertire il pubblico, infatti è ritornato anche negli spalti a Montebello e quindi sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto, ringrazio i ragazzi perché si sono prestati sempre per tutta quanta la stagione e con la dedizione alla fine si ottengono anche i risultati. È stato sicuramente un grande lavoro di squadra e alla fine, come dicevi, il risultato finale si è visto. Stasera la partita, anche se giocata forse su ritmi un po' meno accademici, perché alla fine della stagione sono tutti un po' più stanchi, è comunque stato un bel incontro e fino alla fine il risultato è stato in bilico. 4 minuti a 06 di giocare, l'ho detto prima, un'era geologica nell'hockey, quindi è andata bene così. Grazie Mauro e in bocca al lupo per il tuo Montebello. Adesso i programmi penso che sarà pausa e poi ripresa. Un po' di pausa per recuperare e ricaricare le batterie e cercare di migliorarsi sempre. Grazie di tutto.